Ed è scoppiata subito la polemica, ed è scoppiata subito la polemica dopo che Marco Guida è stato assegnato al VAR per Interlazio. Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Come io vorrei essere nella mente di questa gente, vi giuro, vorrei essere nella testa di questa gente, perché a me siete un po' ridicoli tutti quanti, ma non solo alcuni tifosi di altre squadre, è uno schifo, glielo vogliono far vincere per forza al Napoli questo scudetto, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Interlazio scoppia la polemica per il napoletano Guida al VAR. Allora, Tancredi Palmieri che subito sfoggia la sua grande e innata professionalità giornalistica facendo il tweet: com'è possibile che al VAR ci sia un napoletano per una partita a scudetto che riguarda anche il Napoli, e la polemica che sta impazzando via social dopo l'annuncio della Lega Serie A. Allora, caro Tancredi Palmeri, perché poi mi sbaglia sempre un nome tuo, io non so, ma cogniamo mi sbaglia sempre. Comunque, già che tralasciando questo, lo sai che gli arbitri anche di Roma possono arbitrare squadre della capitale? Lo sai, sì? Tu lo sai questo? Lo sai come funziona, sì? Il regolamento che è uscito ora, che è cambiato rispetto a tanti anni fa, quindi l'arbitro che è della propria città può arbitrare la squadra della propria città, non c'è nessun problema, non è come tanti anni fa. Perché a volte è ricapitato che l'Inter ha arbitrato un arbitro milanese o di vicino Milano e non si è creata tutta questa polemica. Ora, se voi volete aizzare tutto questo smarasma generale, siete delle merde, fatemelo dire, perché Guida fece quella risposta, che disse: io non arbitro il Napoli perché voglio essere sicuro che i miei figli a scuola non vengano insultati o non vengano, quindi abbiamo deciso di non arbitrare il Napoli. Scelta professionale, io dalla tua ci sto, però mi ricordo ancora una Juventus, ma non mi ricordo contro che squadra, e Tutto Sport fece in prima pagina, forse il Napoli si giocava lo scudetto con la Juventus, ma non mi ricordo, e fece questa scritta con Guida Napoli, Juventus fermata dall'arbitro, una cosa del genere, che poi attenzione, l'arbitro principale sarà Daniele Chiffi, quindi non è che deve arbitrare Guida, va bene? Tuttavia il collega originario di Pompei è iscritto alla sezione di Torre Annunziata, sarà AVAR, ovvero assistente al VAR, va bene? Quindi non sarà nemmeno al VAR, sarà la VAR, l'assistente al VAR, va bene? Quindi quando sento leggere queste stronzate, ci sarà il VAR e la VAR, è come il quartuomo, voglio. Non è che questo ti va a cambiare una stagione, non è che se c'è qualche polemica sul VAR è colpa sua, no, lui è a VAR, è assistente al VAR, ti potrà segnalare se eventualmente c'è qualche errore, perché se voi mi dovete dire questo, allora gli arbitri milanesi a Napoli non ci dovrebbero più venire, gli arbitri di Milano o di vicino Milano, della zona di Milano, perché se no potrebbero dire, i napoletani potrebbero dire, vedi ci stanno mettendo tutti contro e quindi per questo ci mandano l'arbitro milanese. No, è una stronzata, ragazzi, smettete di diffondere questo odio, no? Va bene? Quindi non rompete i coglioni, sinceramente, quando create queste polemiche, caro Tancredi Palmeri, stavolta l'ho detto bene, non giurumbite, smettetela, perché create veramente forte disagio fra le tifoserie. Veramente poi dovesse succedere qualcosa in Inter Lazio scoppierebbe il putiferio, perché di sicuro qualcuno tirerà fuori la questione che c'era Guida è a VAR, non è nemmeno al VAR, è a VAR, vabbè, è assistente al VAR, vabbè. Quindi non venite a rompere i coglioni, ah no perché ci hanno fatto perdere lo scudetto di qua e di là. Se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto non è né colpa di Guida e né colpa degli altri, significa che la Lazio è stata più forte mentalmente e ha battuto l'Inter.
è come il Napoli col Genova, quando sento dire però eravamo gemellati, ci dovevano far vincere. Dove sta scritto che ti dovevano far vincere? Il Genova ti deve far vincere per forza la partita perché tu dovevi rimanere a +3. Dove sta scritto, amico mio? Dove sta scritto? Cioè, smettiamolo di dire tutte queste stronzate, perché sono stronzate, voglio. E sinceramente, da uno che fa il giornalista in un emittente come Sport Italia, ragazzi, a me se non mi esce questo, c'ho un brufolo qui sotto, qua, sento le stelle, io appena mi tocco il naso, sento veramente le stelle, è una cosa allucinante, però, siccome c'ho i peli del baffo che mi vanno in zoom, devo fare per forza il movimento così, e mi dà una noia tremenda, voglio, veramente tremenda, è allucinante, voglio, credetemi, me lo taglierei il naso in questo momento. Comunque, a parte questo, siccome tu vai pure in diretta su Sport Italia e sei un giornalista di Sport Italia, ecco, perché il grande Criscitiello ora non prende le distanze su questo accanimento che c'è contro il Napoli o contro, non lo so, i tifosi napoletani, che c'ha Palmieri in tutte le volte che esce un tweet, esce qualcosa. Lo trovo veramente ridicolo. Quindi, cari miei, non fatevi, aprite gli occhi, aprite la mente. È una stronzata. Se dovesse succedere qualcosa, non è né colpa di Guida e né colpa. Perché se un Napoli perde a Parma, facendomi una grossa grattata immensa, se un Napoli perde a Parma oppure pareggia a Parma, è fottuto. Il destino del Napoli lo sceglie il Napoli, non lo sceglie Guida, Cioè, quindi svegliatevi, per piacere, svegliatevi da questo sonno, cari giornalisti e cari assalitori, frequentatori di Twitter X, per piacere, fuori c'è una vita da fuori da Twitter X, Non è che vi sputano in faccia se andate un po' fuori a vedere un po' di natura, un po'. Ecco, perché Twitter X, ragazzi, è la feccia dell'umanità, ma proprio è la feccia dell'umanità Twitter X, Abbiate pazienza perché c'è della gente che è veramente ridicola, Quindi lasciamo perdere tutto. Quindi fatemi invece, non seguite questa gente, per piacere, perché questa è gente inutile, che non serve a un cazzo. Vabbè, scusatemi lo sfogo, ragazzi, ma io lo dovevo dire perché stavano uscendo veramente grosse polemiche per quanto riguarda questa scelta tecnica che è stata messa a fare la VAR. Quindi, anzi, questa sera è anche un appuntamento speciale perché il video è uscito alle ore 21. Difficilmente esce un video alle ore 21, lo sapete, e l'orario è 15-18, ma oggi ho quasi finito il garage di mettere le mattonelle, oggi era Satana da voto muto e quindi lasciamo perdere, quindi non ho avuto nemmeno il tempo materiale per fare uscire il video delle ore 15, quindi questo esce alle ore 21. Vabbè, detto questo, io voglio sapere la vostra per quanto riguarda questa scelta del collegio arbitrale di mettere Guida alla VAR, assistente a VAR, non facciamo assistente al VAR, non è al VAR, è assistente al VAR. Quindi chi è al VAR decide chi è al VAR, no chi è all'assistente. L'assistente al VAR ti manda indietro le clip e tutte queste stronzate. Quindi abbiate pazienza. Vabbè, iscrivetevi al canale, sempre comunque Forza Napoli, e questa sera non so se ci saranno novità di calciomercato, fare qualche video o qualcosa, lo sapete, va un po' così, questo canale va un po' a sentimento. Detto questo, iscriviti al canale, ciao.